Questo è il mio posto in Consiglio Comunale e questo è il Consiglio Comunale. Siedo qui da circa 90 giorni. Sono stato eletto dal 3-12% dei cittadini del Comune di Venezia, da circa 4.600 persone. Ovviamente lavorerò per il bene comune di tutti i cittadini del Comune di Venezia. Rispettando gli impegni presi in campagna elettorale, vi ricordo che il mio ufficio è sempre aperto. Sono a disposizione vostra, sono, come dicevo in campagna elettorale, il vostro dipendente comunale. Vi aspetto per raccogliere i vostri problemi, esigenze, programmi e tradurli in attività amministrativa. Un piccolo ma importante passo che abbiamo fatto in questi giorni è quello di dotare in tutti i PC dei consiglieri comunali di programmi gratuiti. Questi programmi permetteranno ai consiglieri di essere in contatto con tutta la popolazione e comunque anche tra di loro. E questo si è tradotto in un risparmio immediato di circa 5.000 euro. È un piccolo ma importante passo verso la più completa riorganizzazione dei sistemi informatici del Comune di Venezia. Da veneziano doc, purtroppo come tanti espulso in terraferma, sono orgoglioso di rappresentare questa città però che mi preoccupa per gli immensi problemi che ha. Il risanamento e riscatto di Porto Marghera e la progressiva riduzione delle sostanze nocive immesse nelle arie e nelle acque. Un secco e deciso no a delle opere scellerate, quali il Mose, la sublagunare, il quadrante di Tessera, Veneto City. E un secco no non solo nostro, ma di tutti i movimenti che in questi ultimi tempi sono nati, a Venezia e anche nella Gronda lagunare. A tutti questi no corrispondono comunque dei sì molto precisi, dei programmi più economici, ecologici ed ecocompatibili, adatti alle esigenze dei cittadini del Comune di Venezia e dei loro numerosi ospiti. Le grandi novità non si affidano a un uomo solo, ma si costruiscono assieme ed in tanti.